In paese le prime voci erano cominciate a circolare già da circa un mese, da quando la Guardia di Finanza della Tenenza di Senigallia aveva fatto visita all'ex sindaco Gerardo Cingolani, una perquisizione poi finita in un'indagine per corruzione a carico dell'ex primo cittadino che ha l'effetto di un terremoto nella cittadina a nord del capoluogo. Con Cingolani indagato un imprenditore edile, Mario Bolzonetti di Falconara, titolare della prima Costruzioni, il Parco della Castagnola. Proprio nella zona di Montemarciano, riportata nell'intestazione, sono scattati sigilli a 2 abitazioni nell'indagine condotta dalle Fiamme Gialle di Ancona, guidate dal colonnello Carozzo e coordinata dalla PM Paolo Gubinelli. L'indagine ruota attorno all'area ex Ancona Calcio, dove Dorici di Pieroni volevano costruire un impianto sportivo. Fallita quella Ancona, con l'area tornata al comune e poi acquistata da parte di Bolzonetti, l'imprenditore si era impegnato a restituire una parte al comune, 3 ettari, e il resto, 6,5 ettari, a pagarli, totale 2,5 milioni di euro, un prezzo fuori dal mercato secondo l'accusa, soldi alla fine nemmeno pagati dal costruttore, tanto che il comune di Montemarciano, che li ha messi a bilancio ritardando l'incasso, ha sforato il patto di stabilità con perdita dei contributi statali. I finanzieri hanno passato a setaccio diversi atti amministrativi, delibere con cui prima si intima il pagamento entro novembre 2008 e poi si ritarda rateizzandolo a dicembre 2009, da lì lo sforamento. L'indagine delle Fiamme Gialle riguarda il periodo 2007-2009 e non tocca per il momento l'attuale amministrazione guidata da Liana Serrani, ex assessore al bilancio nella giunta Cingolani, ma l'inchiesta procede. Si dice tranquillo l'ex sindaco Cingolani, difeso dall'avvocato Gianni Marasca. Io mi sento tranquillo, nel senso che ho sempre agito nell'interesse del comune, quindi spero che la giustizia chiarisca con i fatti quanto prima la questione. Ecco, per questo mancato patto di stabilità, cioè sostanzialmente si è detto perché non si sono recuperati questi soldi. Sono discorsi che bisogna vedere gli atti, insomma, io già so fuori, insomma. Sconcerto dall'opposizione con Bernardo Becci, che si dice garantista in attesa degli sviluppi dell'inchiesta.